streetnews.it, Franco Ricciardi, io ti devo dire una cosa. L'altro giorno guardavo in TV e seguivo la puntata di Radio DJ. Sì. All'improvviso si parla di Franco Ricciardi, cioè stiamo sbancando l'Italia intera. No, è stata una bella cosa, insomma. I Gomorra sono stato sempre, insomma, dalla prima serie a oggi, insomma, non c'è stata un'edizione che non c'è stata, è stato bello, insomma. E quest'anno è stato un po', un attimino più, perché c'erano state 3 pezzi, perché io sono entrato nella prima serie, Gomorra è partito proprio con un nostro pezzo, a Storie Marie, proprio la prima. Poi la seconda è stata Woman, la terza che è Malamore. Invece la quarta c'è stata Capisci a me, Amore senza cuore. Sì. Ormai sei proprio, cioè hai creato una sorta di colonna sonora proprio anche della. Sì, poi insomma avevo avuto anche il piacere di avere 2 Davide di Donatello, insomma, sempre grazie alle colonne sonore, insomma, per quanto riguarda la prima, il primo Davide di Donatello è stato grazie al film dei Manetti, Song di Napoli, invece nell'altro, sempre dei Manetti Bros, Amore e Malavita. Bene, senti, noi siamo qui stasera all'Oscar Campano, no? Allora io ti voglio chiedere una cosa, Franco, una tua canzone, fra virgolette, che per te ha un valore diciamo un po' superiore rispetto alle altre, e la motivazione, perché? Allora, di canzoni la più importante non esiste. Ogni pezzo, lavoro ha dentro una sua anima, praticamente. Ha un'anima, non esiste un'anima più bella e una più brutta, sono tutte belle. E invece voglio chiederti un'altra cosa, un'ultima battuta, il tuo rapporto con i social? Wow, bellissimo. Infatti ti vedo social patico. Fantastico. Sono un social patico. Bene, noi siamo un quotidiano, infatti siamo un quotidiano, l'ho detto perché appunto ti stiamo seguendo, quindi noi che siamo un quotidiano online, a questo punto un saluto a chi ci segue, gli amici di streetnews.it. Ciao a you, streetnews.it. Ciao a you, insomma, grande musica a tutti, divertitevi, fate l'amore, insomma, godetevi la vita che è bellissima. Mitico, grazie dell'intervista Franco Ricciardi, grazie.